A 7 turni dalla conclusione del campionato, i giochi sembrerebbero fatti per il dattilo, che sin dalla prima giornata è stato quasi sempre in vetta alla classifica. Più stringe il tempo, più le immediate inseguitrici, in questo caso Agragas e Canicati, devono mettersi il cuore in pace e pensare alla migliore posizione finale possibile per la disputa dei prossimi playoff e promozione. Si tratta di una finestrella che riserva tante insidie e moltissime sorprese, ma sperare non costa nulla. Questo turno il Dattilo potrebbe mantenere le distanze, ospitando in casa l'Oratorio Marineo, che sembra essersi rimesso sulla giusta strada, mentre il Canicattì non dovrebbe soffrire più di tanto ospitando il Monreale. Chi avrà invece grosse difficoltà è l'Akragas di Totovullo, che si ritrova sulla strada una Profavara affamata di punti salvezza, che cercherà in tutti i modi di causare la prima sconfitta stagionale ai cugini biancazzurri. La febbre per questo derby sta montando parecchio e lo stadio Giovanni Bruccoleri è destinato ad ospitare il pubblico delle grandi occasioni. Altra gara di cartello si gioca al Valentino di Mazzola, dove la locale San Cataldese si vedrà con l'Ostico Castellammare. Infine lo Sporting Vallone, vittorioso fuori casa lo scorso turno a Montello con la Parmonval, riceve in casa il Geraci, una squadra di buon livello che lotta per una posizione ideale nei prossimi playoff. Arriva il derby con il Pro Favara, è un derby fratricida, io dico, perché tra Favara ed Agrigento ci sono state sempre degli ottimi rapporti. Come la vedi questa partita, Totò? Intanto partiamo dalla base, è una partita di calcio. Certo non è una partita normale perché è un derby, c'è campanilismo, c'è stata sempre tanta amicizia fra le due compagini, fra giocatori che hanno giocato da una parte e dall'altra. Io stesso ho giocato a Favara, quindi ora faccio parte dell'Agas, quindi questi atteggiamenti, però anche per questo motivo cresce l'atteggiamento del campanilismo, del voler fare la prestazione, quindi questo rientra tutto nei canoni dello sport. È chiaro che non è una partita normale come tutte le altre, ci sarà agonismo, ci sarà, anche perché la classifica dice due cose diverse, una squadra gioca per un obiettivo e l'altra per l'opposto, e quindi è chiaro che che l'impegno è massimale anche da questo punto di vista, principalmente forse per questo punto di vista, e poi è chiaro che tutto il colore, il folklore che gira attorno a questo derby alza un po' la tensione, alza un po' l'attenzione per la partita, quindi ritengo che siano canoni normali di una partita di calcio al meglio possibile giocata, mi auguro, e quindi che vinca lo sport. Per quanto riguarda invece i giocatori che la scorsa settimana erano infortunati, tutti recuperati oppure c'è ancora qualche problema? No, qualche acciacchino c'è ancora Pirrone, ma in linea di massima la squadra è in buona salute. Beh, innanzitutto la partita è difficilissima perché comunque è un derby, loro hanno bisogno di punti per la salvezza, noi punti per restare attaccati. A prescindere da questo, i gol fatti miei in Coppa Italia non contano più, la partita dell'andata non conta più, i punti in classifica di differenza non contano perché si azzera tutto, questa è una partita seria, quando c'è un derby così importante si annulla tutto, quindi dobbiamo affrontare la partita nel migliore dei modi, come se si giocasse con la prima classifica e come se fosse l'ultima partita di campionato. Domani ci sarà anche una grande cornice di pubblico sia da parte favarese che agrigentina. Ecco, un appello che vorresti fare alle rispettive tifoserie. È normale che comunque io spero soprattutto che sia una partita leale, sia in campo che fuori, perché penso che il bello sia proprio quello. Noi battagliare, ripeto, con tanta lealtà in campo e anche sugli spazi ognuno di fare per la propria squadra senza magari massacrarsi come di consueto fare, ma penso per tutta la provincia di Agrigento è la cosa più bella vedere una partita che sugli spalti ognuno ti fa per la sua squadra, senza litigi, senza casini come è successo anche l'altra volta. Quindi io spero vivamente che sia una battaglia leale sia in campo che fuori.